Mancano 25 secondi al via della sesta corsa. Premio Raffaello Sanzio, sono in 12 al via dopo il forfait di Bruno. In 12 al via con i favori per Belgnaro Lussi, di contro la scuderia formata da Brando Trio e Brio Gual. A quota un po' più alta ma molto bene in partita anche Beininho Wise L e Bilù Leo, di una prova che si pronuncia davvero incerta e combattuta. Siamo in partenza con il numero 1 British Matley, Battista Congiu, 2 Bellatrix Font, Giorgio Cassani, 3 Beininho Wise L, Davide Cangiano, 4 Biluleo, Antonio Greppi, 5 Belgnaro Lussi e Roberto Vecchione, 6 Brando Trio, Marco Stefani, 7 Blade Runner Lux Salvatore Valentino, 8 Briogual Paolo Leoni, 9 Balsamo Leone Marco Basile, 11 Belgique Best Gianvito D'Ambroso, 12 Beshir Mou Maurizio Visco, 13 Bowie Roberto Andreghetti. Allenamento completato e si va a staccare con il 6 di Brando Trio che parte piano. E c'è stacco veemente tra Beininho Wise L e Biluleo che fa partenza, poi Bellatrix Font lungo i birilli, insiste Beininho Wise L che passa a condurre su Bellatrix Font, al largo insiste Biluleo che prova ad andare sul leader e sfila. Allora Biluleo in vantaggio nei confronti di Beininho Wise L, poi Bellatrix Font è in quarta posizione lungo i birilli Belgnaro Lussi, mentre avanza all'esterno Brio Gual che punta deciso sulla testa della corsa dopo primi 200 in 14,1, cerca di rallentare ora il leader ma sta arrivando a grandi falcate Brio Gual che si porta sulla testa della corsa 29,4 per i primi 400 metri, Biluleo in vantaggio, Brio Gual che arriva al largo, mette mezza davanti al rivale, tende a passare dopo 600 metri di corsa, Paolo Leoni che completa il contropiede, 44,3 per i primi 6 e Brio Gual in vantaggio nei confronti di Biluleo. Poi Beininho Wise L, ancora Bellatrix Font, si scopre all'esterno Belgnaro Lussi a questo punto che si trascina Belgique Best, i primi 800 in 59,6, la mossa esterna da parte di Beininho Wise L che una volta trovatosi terzo in corda decide ovviamente di spostare dai birilli e andare in anticipo su Belgnaro Lussi quando siamo quasi al completamento del chilometro, che Brio Gual passa in vantaggio spalle indietro in 1,15,3 con una frazione in 15,7, controlla le offensive esterne Paolo Leoni per il momento, mentre Biluleo sembra lungo i birilli, all'esterno c'è invece Belgnaro Lussi che prova ad andare di dentro per poi cercare l'open stretch, la manovra riesce a Roberto Vecchione che ora è chiuso lungo la corda, continua a controllare in testa con un parziale in 14,5 il leader Brio Gual che ha sempre una di margine in confronto di Beininho Wise L al largo e Belgnaro Lussi che andrà in open stretch ma sbaglia, allora in vantaggio Brio Gual nei confronti di Beininho che prova a tornare, Brio Gual che si difende, anche Biluleo si ripropone a centropista, lo scatto di Bellatrix Font, in vantaggio Brio Gual che fa un po' fatica a trottare ma fisso il palo, Brio Gual la porta a casa nei confronti di Beininho Wise L, per il terzo sprinta bene Bellatrix Font avanti a Biluleo. Il numero 8 di Brio Gual e Paolo Leoni a segno per la società di allenamento di Michele Favaroni, i colori della scuderia Trio, il successo del figlio di Varenne e Martina Gual che replica la bella prestazione di Treviso, va a sfondare al comando e poi si rende intangibile per un valido Beininho Wise L che è secondo, al terzo Bellatrix Font, ma il successo è tutto per Paolino Leoni e Brio Gual.